Andare a incontrare tutti, perché io non sono abituato a parlare senza conoscere, io voglio conoscere tutte le difficoltà che ci sono nella regione e dopo incontrare i politici, il governatore, dall'assessore, tutti quelli che hanno la possibilità di dare risposte alle imprese, andremo a incontrarli tutti. Indossare un paio di scarpe da ginnastica e girare tutto il Veneto. Patrizio Bertin, nuovo presidente regionale della Confcommercio, usa questa immagine per illustrare quello che sarà il primo atto del suo mandato, una conoscenza sul campo della situazione di un settore che vive di chiaroscuri. A livello operativo andremo con dei progetti un po' strategici, appena avremo coscienza di quello che serve dopo aver fatto il giro in tutte le province, andremo dalla regione, in cui io ho anche un ottimo rapporto con l'assessore Marcato, ma anche con altri, a chiedere appunto delle strategie nuove per partire col piede giusto. Se prima la concorrenza arrivava dai centri commerciali, oggi è rappresentata soprattutto dal commercio online. Ma internet, dice Bertini, è uno strumento che, se usato bene, può aiutare anche i commercianti. Con una stoccata finale, chi pensa di risparmiare comprando merci dal web si ricordi grazie a cosa viviamo in uno Stato con dei servizi. Noi abbiamo appunto la sanità, gli asili nido, la scuola e tutto, e quindi queste sopravvivono perché ci sono chi paga le tasse, e se non vengono più pagate le tasse nel nostro territorio, nella nostra nazione, vanno pagate all'estero le tasse, molto probabilmente ci mancano delle risorse, secondo me, e quindi qualcuno si dovrà preoccupare prima o poi, prima che diventiamo anche monopolizzati da tutto e da tutti.